tutto il popolo di Bella, finalmente ci siamo. Io do una buona serata a tutti e soprattutto vi do il ben ritrovati. Sono le 21:38 e anche in questo mercoledì sera siamo pronti a regalarvi tante emozioni, tanta buona musica, soprattutto perché l'artista che sarà il protagonista di questa bellissima serata è un artista che conosciamo bene, un artista che ci ha regalato tante emozioni proprio con la sua musica, e quindi non vedevo l'ora di averlo qui insieme a me, anche perché è la prima volta che facciamo un programma io e lui da soli. Anzi, avremo degli ospiti, ma non vi svelo niente, lo scoprirete durante la puntata. Vado subito a chiamarlo e accogliamolo con un forte applauso. Sto parlando di Enzo Termini. Eccolo che arriva. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Enzo. Ciao Mary, come stai? Tutto Io bene? molto bene. Tu come stai? Io bene. Finalmente ci ritroviamo insieme per una puntata insieme. Infatti. Tante volte l'abbiamo detta questa cosa, lo dobbiamo fare, finalmente è arrivato il giorno di farlo. Senti, io devo fare una cosa questa sera e mi deve aiutare, devo fare gli auguri ad una persona importantissima e super speciale. Il suo compleanno in realtà è stato ieri sera, ma io ci tenevo particolarmente con la tua musica a dedicargli tutta la puntata, e sto parlando di Lia. Tanti auguri Lia. Con un giorno di ritardo, sai il bene immenso che ti vogliamo e che ti abbiamo nel cuore. Questa cosa te la voglio dire sempre, la dirò sempre. Questa sera la puntata da parte mia è interamente dedicata a te. Gli auguri arrivano da parte di tutto lo staff di Bella, da Enzo, da tutto lo staff di Enzo, perché qui c'è tanta gente che lo segue e tutti a farti gli auguri, quindi ancora buon compleanno. Allora Enzo, innanzitutto siediti, vieni qua. Ci sono due sgabelli, anche perché diciamo che questa serata abbiamo degli ospiti che ci saranno, però dobbiamo approfittarne anche per chiacchierare un pochino, perché non ti vedo da tanto tempo. Infatti io sono molto emozionato a stare qui davanti al popolo di Bella TV. Sono tutti contenti di averti, anche perché, come ho detto, è la prima volta che facciamo una puntata insieme, quindi abbiamo voglia di ascoltare musica, anche se sono sicura che non riusciremo ad ascoltare. Ma io sono emozionato per un'altra cosa. Che è successo? Volevo sapere se dopo la canzone che ti ho scritto, se hai ascoltato la canzone che ho dedicato a te. Certo che l'ho ascoltata. Ah, l'hai ascoltata? Prima. Allora fammi sapere, io te la faccio ascoltare ora davanti a tutto il popolo di Bella TV e mi fai sapere se è di mio gradimento. Se mi perdoni. Ah, ecco, capito? Ragazzi, qua c'è una dedica. Cosa mi stai chiedendo? Di rimanere seduta qui accanto a te? Certo. No? Io non lo faccio mai. Di solito mi alzo e vado via. Non mi ci fai restare male. Quindi devo rimanere qua. Rimani qui. Che cosa faccio? Resto qui? Resta qui. Resto qui e facciamo ascoltare anche al popolo di Bella TV questo brano, e mi fai sapere davanti a tutto il tuo popolo, soprattutto perché anche il tuo popolo, se mi perdoni o no. Va bene, allora sto in silenzio. No? Non lo so. Va bene. Voglio prima sentire e vediamo che cosa succede. Mary, nata nottata che passa e scetate, tu non mi chiami ma che ti succede? Io sono ancora gelosa, pure se non mi credi sono pazzo solo te. Ti tagliato sempre sto cuore, quando non muore te mi lascia solo qua. Se tu guardi in dall'occhio sento tutto questo dolore che mi sta girando, e poi non si più innamorati. Noi che insieme abbiamo aspettato il mondo senza mai ce lasciare. Ma tu dimmi, ma che posso fare per te far tornare? Noi che siamo stati innamorati ma stiamo piangendo. Non ci credo che ti sei scordato e non passato insieme. Tu che insieme a me in una chiesa mi volevo sposare. Ma che posso fare? Potrai che il suo cuore
una speranza, torniamo a fare amore. Nata femmina non mi potesse dare mai stesse cose. Facciamo pace, non ce la faccio senza te. Ma già fa non tengo più parole, tu sto perdendo senza una ragione. Io volessi tornare da te, potessi rendere in tassi braccia come tanto tempo fa. Ti giuro sono sincero, mi mettessi contro tutto il mondo per stare con te. Ma che posso fare per far tornare te? Noi che siamo stati innamorati ma stiamo chiagnendo. Non ci credo che ti sei scordato e io ne passato insieme. Tu insieme a me in la chiesa mi volevo sposare. Ma che posso fare? Potrà che sto ora. Io volevo ancora una speranza, torniamo a fare amore. Nata femmina non mi potesse dare mai stesse cose. Facciamo pace, non ce la faccio senza te. E allora io ti dico per tornare insieme, come si è cagnata amore mio. Noi che insieme abbiamo sfidato il mondo e mo se tu guardi in dall'occhio non mi pare manco c'è tu. Ma che già fa? Ma che già fa per te far capire che sei solo tu l'unica femmina che voglio in questa vita mia. E io torniamo a fare pace, torniamo a fare pace perché io morissi senza te. Cambio. Facciamo pace, non ce la faccio senza te. Senza te. Scusate l'emozione, scusate. Bravo, come si fa a non far pace quando ti dedicano una canzone del genere? Bravo Enzo, lui sa quanto mi piace questa canzone. Allora mi hai perdonato? Assolutamente, cioè voi non lo io ce l'ho davanti, ma ha un faccino lui, ha un faccino, capito? Che tu anche solo quando lo guardi, come fai a dirgli di no? Bravissimo. Sono contentissimo che Mary Milani mi ha perdonato. Ecco, non sappiamo di cosa, grazie. però sì. Non so di cosa, però sì, non sappiamo di cosa. Però abbiamo fatto questa apertura un po' particolare, anche perché questa secondo me è una di quelle canzoni che se la dedicate quando ci sta un problema è fatta. Ma è credimi fatta. che anche se qui lo diciamo, no? Anche se è stata una cosa fatta apposta, giusto? Certo. Però mi sono emozionato veramente. Anche io, mi hai fatto spuntare il sorrisino. Ma talmente emozionato che mi è preso il nodo alla gola, non ho saputo nemmeno più cantare. L'ha detto, non mi è mai Me levata la voce per cantare, Mary, ma che cosa dobbiamo fare? Allora non devi presentare più con me quando io faccio i miei spettacoli. Non è vero, buono. perché io quando sono accanto a te canti sempre benissimo, di solito vado via, non gli sto vicino. Lui per questo. Tra l'altro proprio con Enzo, parlando di spettacoli, da pochissimo siamo stati insieme durante la serata con Giuseppe Attanasio, l'ultima che abbiamo fatto. Sì, ma tu sei da tutte le parti. Ci ritroviamo sempre. Io sono da tutte le parti pure, perciò ci ritroviamo sempre. Siamo sempre insieme. E proprio l'ultima serata che l'abbiamo fatta adesso a fine agosto, era il 30 di agosto, siamo stati insieme con Giuseppe Attanasio, siamo stati insieme con Daniele De Martino, siamo stati insieme tantissimi. Tra l'altro voglio svelare
svelare un segreto che non tutti sanno, ma sanno solo chi era con noi durante la serata di Daniele De Martino, perché l'uscita del nuovo brano l'abbiamo scelta insieme. L'abbiamo scelta insieme, ti ricordi? Certo, dopo quando arriva il brano lo sveliamo quello che è successo, perché tutte le cose strane io ve le faccio Enzo, succedono cose particolari. Allora, adesso sarà con noi anche Giorno 19. Giorno 19 sarò ospite di Marco Calone al Palaghiaccio. E vi aspettiamo. Di Catania. Esatto. Viale Kennedy. Vietato mancare, vieni qua, mettiamoci Vietato mancare. in posizione foto. Sì, dobbiamo metterci in posizione foto. Devi sapere che noi durante tutte le puntate facciamo la foto della serata. Quindi posizione foto, 1, 2, 3. Grazie Sonny. Grazie. Allora, ma grazie veramente. Di cosa? Vieni qua, siediti. Quello è il retroscena. Grazie di tutto. Teniamoli per noi. Allora Enzo, come stavo dicendo, durante la puntata ci racconteremo, vedremo cosa riusciamo a fare, ma soprattutto ti vogliamo sentire cantare. Il primo brano è andato, quindi ne voglio immediatamente un altro. Siamo in diretta su TikTok, Sonny, dammi il cenno, quindi salutiamo anche tutti gli amici che si sono collegati su TikTok. Tra un pochino prenderò il telefono, lo porterò qui, così vedremo i commenti di chi ci sta scrivendo e li saluteremo insieme. Ah, bellissimo. Poi salutiamo tutti coloro che sono collegati su Facebook, perché siamo in diretta anche lì. Salutiamo chi ci segue sul canale 75 del Digitale Terrestre, chi ci ascolta in radio e chi ci ascolta in DAB, e tutti coloro che sono sulle nostre applicazioni e sui nostri social. Detto fatto, cosa ci fai ascoltare adesso? Tu hai detto il brano, quello là che abbiamo scelto l'uscita assieme, un brano che parla di una nascita di un bambino. Esatto. Che oggi si fanno i baby shower, no? I baby vanno shower tantissimo. Sì, bellissimi. Tu, tra l'altro, voglio svelare una cosa, perché il video in TV lo vediamo già da un bel po' di tempo, però voglio svelare che comunque le parti dove si scopre se è femminuccia o maschietto sono reali, perché certo, sono realissimi. Sei stato presente lì proprio durante il baby shower. È stata un'emozione, veramente, è stata veramente una bella emozione assistere a un baby shower, perché ti immedesimi, perché io sono un tipo molto sensibile, no? Perciò mi immedesimo molto ai sentimenti delle persone. È stata una cosa bellissima. Dopo ne parliamo, presentiamola allora. Vai, centro del palco, la principessa di papà o il principe della mamma? Scopriamolo insieme. Quanta gente so presente che stasera l'emozione è forte, non si può fermare. Mica sto chiamando, non si crede ancora che tra pochi mesi poi sarò papà. Non sembra vero, come l'hanno desiderato, lo sapevo solamente Dio. Sarà la principessa di papà oppure principe mamma, chi studia duro che verrà. Sarà tutta la forza dentro noi quando la vita a volte ci regala dei momenti no. Sarà la principessa di papà oppure principe mamma, sarà tutta vita mia. Sarà l'amore che ho per te, che sento forte dentro me e mi fa piangere felicità, tra pochi mesi nascerà. Sento come sbatto forte che sto cuore, sto surando in mano sulla pensare. Quando notte foto non innamoro rumore, parlando spesso di chi poi somiglierà. Io sono pronto già, se tu sei pronto buono pure a cominciare. Sarà la principessa di papà oppure principe mamma, che studia duro che verrà. Sarà tutta la forza dentro noi quando la
la vita a volte ci regala dei momenti, no. Sarà la principessa di papà oppure un principe mamma, sarà tutta vita mia. Sarà l'amore che ho per te, che sento forte dentro me e mi fa piangere felicità, tra pochi mesi nascerà. Principessa di papà oppure principe mamma, sarà tutta vita mia. Sarà l'amore che ho per te, che sento forte dentro me e mi fa piangere felicità, tra pochi mesi nascerà. Grazie a tutti, grazie. L'ultimo brano del nostro Enzo, bellissima questa canzone. Uscita il 10 di agosto, me lo ricordo perfettamente perché appunto come stavamo dicendo abbiamo scelto la data insieme durante un evento che abbiamo tenuto con il pubblico e abbiamo scelto il 10 agosto e così è stato. Sì, l'abbiamo scelto insieme al pubblico, ti ricordi? Certo, eravamo nella serata di Daniele Martino. E tu l'hai cantata in anteprima. Salutiamo Daniele. Certo, salutiamo anche Francesco Russo, salutiamo tutti quanti. Senti, salutiamo tutti. Salutiamo anche tutti coloro che in questo momento sono collegati su TikTok, che sono davvero tantissimi. Iniziamo. Stiamo volando, dove sono? Vediamo. Qua stiamo salendo. Allora salutiamo Emma, poi Annuzza, ciao Annuzza, Alessandro Annuzza. Crisafulli, salutiamo anche lui. Salutiamo Daniele, poi salutiamo Giusy Boncaldo, salutiamo Barbara. Patrizio, oggi è il suo compleanno. Auguri Patrizio, buon Auguri, compleanno. Patrizio. E poi c'è Graziella che dice: ciao Enzo, non vedo l'ora di venirti a trovare. Sì. Noi ti aspettiamo dove? A Randazzo, il giorno 23 settembre, una serata di piazza. Oh, Sei di Randazzo? Sei di Randazzo, facci sapere. Salutiamo anche Ilaria Labiso che è sempre presente. Ciao Ilaria, un bacione per te. Salutiamo Giuseppe che ci fa i complimenti, Graziella che dice che meraviglia, e poi c'è Valentina che vuole dedicare una canzone al suo marito Daniele Maggiore con un grande ti amo. Adesso Enzo ha tantissimi brani d'amore, non vi preoccupate. E poi andiamo avanti. Aspetta, questa sono io. Mamma, Ilaria che la salutiamo. Stiamo volando. C'è anche Vincenzo che ti fa i complimenti. Un saluto per Samantha da parte del suo Gaspare. Ciao poi, Samantha da parte del tuo Gaspare. Con un grande ti amo. Poi salutiamo anche Christian che ci saluta. E poi c'è un amico che ci segue dalla Germania, Pino Seminara, che dice ciao a tutti dalla Germania. Un bacio ciao a tutta la Germania e a chi? Cristian, insomma tutti. Vabbè, tutti. Vieni, siedi vicino a me. Tutti quanti. Ecco. Digli che... Mi siedo qui. Certo. Facceli buono, dai. Devi stare seduto vicino a me. Io voglio cantare, per questo sono emozionato. Sto fremendo. E adesso ti faccio cantare. Sto friggendo. E voglio dire a tutti coloro che vogliono dei saluti che siccome il tempo a disposizione è poco, non prenderemo telefonate, però vi potete collegare su TikTok, oppure se riusciamo qualche telefonata la prendiamo, vi potete collegare su TikTok, scrivete lì che noi vi salutiamo. Certo. Intanto li salutiamo a tutti quanti, anche che noi ci arriviamo, salutiamo a tutto il popolo di Bella TV TikTok. Esatto. Giusto? Cosa vuoi cantare a questo punto, visto che stai fremendo? Dimmi un po', perché Enzo ha una scaletta piena, anzi tra un pochino daremo anche i contatti, come seguirlo e tutto il resto. Facciamo una cosa interessante. Ok. In pratica io un paio di mesi fa ho fatto un duetto con il maestro Giovanni Vezzosi. Sì. E che purtroppo... non può essere qui, ok? Però noi lo salutiamo e gli mandiamo un bacione e gli grande. mandiamo un grande bacio. Ciao Gianni, ti voglio bene tanto. Tutti gliene vogliamo. E lo voglio fare ascoltare perché dopo c'è una sorpresa. Va bene. Sempre per il popolo di Bella TV, Bella Radio, Bella... Di Bella, di Sbrighi. Bella TikTok. Bella TikTok. Di tutti i belli di Bella. Siamo arrivati, stiamo salendo.
Siamo già a quota 400. Stiamo Bene, volando. ci fa piacere. C'è Cristian, allora c'è Ilaria che dice: puoi dedicare una canzone ad Antonio? Ieri è stato il nostro anniversario. Certo, Ilaria, ora ve la Ad dedichiamo. Antonio. Poi forse sentiamo la tua voce da Cristian, che ti saluta, Manu che ti saluta, Daniele Rapisarda, tutta la famiglia Rapisarda, Loris, un bacione grande, ci vediamo domani. Un saluto da Agrigento. Senti, abbiamo tanti messaggi. Andiamo con questo brano allora? Andiamo con questo brano, dai. Non svegliamo niente. Si continua a cantare con il nostro Enzo Terni. Stai facendo chiamare a mamma e io che non lo posso accettare. Torno da casa, tu non mangi più a casa, ci stai trascurando. Un latte che non sente odore mamma, non so scemo tu odore che la che la ha rubato ogni cosa, ho saputo che si è sposato. Io vedo e tu tieni ragione, ma ora tua mamma va a tu si asciughe le capo, hai ragione papà, una famiglia, non mi sento che figlia, sto dando scuola, che sta succedendo, mamma chiagna per sempre, perché assai ci manca, non mi vuole fatto niente, tu tieni ragione. A 50 anni tu non puoi fare queste cose. A me chiave non ti servono più, tinta casa non ci trase mai più. Mi dispiace, mio padre, mio marito, tu non lo sai fare. E se apri prima quando capo succede, ma tu giuro da ragazza stasera, hai ragione, è stato tutti sbagliato, ma mamma c'è chi scusa. La storia è solo tante passaggi, si alassa, tu fai cose più giuste. Si asciughe le capo, hai ragione papà, tieni una famiglia, ma quanto scuro tu non mi sento che figlia, tu posso dare uno scuola, sta succedendo, mamma chiagna per sempre, perché assai ci manca, non mi vuole fatto niente, tu tieni ragione. A 50 anni tu non puoi fare queste cose. Che sta succedendo? Non posso spiegare. Mamma chiagna sempre, Non volevo fare. perché assai ci manca, non mi vuole fatto niente. Tu tieni ragione, è solo infatuazione. Papà, a 50 anni tu non puoi fare queste cose. Hai ragione papà. E mo non c'è una casa che ti porta a tua mamma. Cosa succede Grazie, per una grazie a tutti. sbandata? Cosa succede? sbandata. Quando si sbanda tutto Sotto quello che curva certe volte. può succedere, Certo, no? no. C'è una curva in più e Specialmente se il terriccio è umido. ecco, quindi Enzo Termini, Gianni Vezzosi per una sbandata. Una sbandata, ma sono contentissimo che ho cantato questo brano qui su Bella TV perché lui c'è stato molte volte qui. Certo. E a casa sua si può dire. Certo Sono che contento perché a parte che io sono cresciuto con le sue canzoni, giusto? Poi lui mi ha detto una cosa Sì. nel piccolo tempo che noi siamo stati assieme. Mi ha detto
prendi sempre la tua strada, non imitare mai nessuno, Parole sante. perché tu sei Enzo Termini, io sono Gianni Vezzosi, Rosario Miraggio e Franco Miraggio. Verissimo. Giuste, parole serie. Secondo me, dette da un maestro, senza offesa per tutti gli altri artisti, ho preso il suo consiglio sono andato nella mia Tua strada. Ma diciamo comunque, Enzo, che tu già da parecchio sei nella tua strada, perché insieme a te sono stata davvero tantissime volte da tanto tempo, quindi sei sempre stato Enzo Termini, non hai mai cercato di copiare nessuno. Sì. Hai il tuo stile, hai il tuo modo, hai le tue canzoni e già quando si sente la tua voce si riconosce, perché non imiti nessuno, e questa è la cosa che fa un cantante un vero artista, perché fino a quando si imita qualcuno non si uscirà Mi è mai. venuto sempre naturale certo. fare una cosa di questa qui. Esatto. Però Senti, siccome io gli parlavo, gli dicevo, sai, a me mi sei sempre piaciuto da piccolino, scusate, per me sei il mio idolo, ho detto sì. Lui ha detto sì, tu mi devi amare come cantante, però se tu vuoi fare l'artista veramente devi prendere sempre un cammino tutto quanto tuo, con una voce tutta quanta tua. ed è la Poi cosa più reale. quando ti vuoi ascoltare Gianni Vezzosi nella radio, prendi la radio e ti ascolti Gianni Vezzosi. Vabbè, ma tutti siamo cresciuti con Gianni Vezzosi. Lui scrive oro colato, io glielo dico sempre, quando prende la penna e inizia a scrivere qualsiasi cosa che sia è proprio oro colato, perché ha dei testi suoi dati anche ad altri artisti che sono poesie allo stato puro, e la stessa cosa fai tu, non hai testi diciamo di canzoni semplici, tu i testi sono proprio storie reali, non è una canzoncina così. Certo. Quando vai a scegliere un brano Sono sempre storie prese da storie che sono capitate. è vero, E questo è il bello della questo musica. è il bello della musica. Certo, perché ci regala emozioni una diversa dall'altra. Allora, abbiamo degli amici che ci seguono dalla Cosenza, Rossano Calabrò, lo salutiamo. A tutti gli amici di Cosenza un bacione grandissimo. Poi salutiamo anche Manu83, un bacione. Abbiamo Sara. Ma sono tantissimi, come fai a leggere tutti C'è quanti? Ilaria che Grazie, ti fa grazie, grazie a tutti quanti, veramente. un bacione, Annuzza un bacione grandissimo, veramente grande. Forza fratello, spacca! Qua spacchiamo stasera, non Sempre. ci fermiamo. E a tal proposito, Sempre spacchiamo, dove andiamo, lasciamo sempre il segno. Non ti dico che noi vogliamo essere, però quando andiamo in qualche posto tu sei stata presente sempre, Vero. senza offesa per nessuno, però quando andiamo in qualche posto facciamo sempre la nostra bella figura Ed è e questo giusto mi che fa sia piacere. così. No, questo ve lo assicuro anch'io, perché con Enzo sono stata tantissime In tantissimi volte, posti. in tantissime serate, e ve lo assicuro. Io mi ricordo la prima volta che mi hai presentato, Dove eravamo? se non mi sbaglio, Aspetta, perché io la prima Eravamo- volta non me la ricordo. io avevo uscito il mio primo brano, Ok. si intitola Stupida Bambina. Sì, Stupida mi ricordo benissimo questa Viene canzone. che te voglio pasa. E tu mi hai presentato Allineri nel concerto di Andrea Zeta, che Ok, salutiamo. lo salutiamo. Al grande certo Andrea che me Zeta, lo un grande ricordo. artista. Ti ricordi? C'era quando ancora a Catania facevamo le serate. Spero che si potrà tornare presto a fare Veramente, le serate, veramente. perché le piazze erano possono sempre fare più, piene non si può fare più niente. ci divertivamo. E mi ricordo benissimo, c'era la piazza pienissima. Pienissima, veramente. Si arrivava oltre il passaggio a livello tra poco. Mamma mia. Abbiamo spaccato. E tu sei stato bravissimo. Una Soprattutto presentazione coi fiocchi. Abbiamo spaccato nel vero senso della parola, perché ci sono serate e serate in cui si spacca e serate purtroppo, però ci sta, è come l'autore può scrivere belle canzoni, brano, per come sopra 10 ne può Può 3-4 venire quella possono un pochino venire più. male. Ecco, può È giusto. succedere. Può capitare. È la vita questa. Giusto. La vita è fatta di salite, L'importante di pianure, è sempre di salite. perseverare. Bravo, mai mollare. Senti, regaliamo un altro brano e poi facciamo entrare il nostro primo ospite. Che ne dici? Lo svegliamo ora oppure lo no, presentiamo dopo? prima Lo presentiamo cantiamo, dopo. certo. Ma stiamo Prima volando lì. C'è tantissima gente Mamma che è mia. collegata. Noi salutiamo tutti. Annuzza vuole dedicato un brano. Annunzia, ci dedichiamo un brano degli amanti allora. Annunzia. Annuzza
Annuzza tesoro, ce la facciamo piacere lo stesso. Dai, qui abbiamo un repertorio vastissimo. Senza malizia? Ovviamente. Lo Solo facciamo. un'ora. Questa tra l'altro l'abbiamo ascoltata. Te la dedico a te, Annuzza. E a me piace tanto perché anche qui su Bella l'abbiamo sentita e risentita ed è molto bella. Molto particolare. Non riattacca, che te voglio parlare. Non può bastare una storia che mi dà. Tu che vuoi fa, vuoi continuare così. O sai se tutta la vita mia. Anche tu, amore. Parlo su mo e dici la verità. Che stai con me, stasera rialassa. Che devo bene, ma non è stato amore. Mentre con me è tutta un'altra storia. Ciamma potesse un'ora e ciamma contenta. Ferma sto tempo quando sai quasi per te scuglia. E se io sapessi tuo marito che tu stai con me, sai che il bordello è meglio che non lo venastate. Ciamma potesse un'ora e che potremmo fare. Gli amanti sua così è una storia che non può durare. Sembra una scusa che sa che nessuno può fare. Cansiamo insieme ma tutti innamorati, ma solo per metà. Si muove bene, parlaci là. Sto in careta macchina sola. Ho paura, mo. Non ti preoccupare, muove chi è egoista. Si pronti già, sto a lasciarti sbuttare. Che voglia pazza e te passa. E non ti scusi che inventate. Succede a web se ti vedo insieme a una ragazza. Ciamma potesse dopo un'ora e ciamma contenta. Ferma sto tempo quando sai quasi per te scuglia. E se io sapessi tuo marito che tu stai con me, sai che il bordello è meglio che non lo venastate. Ciamma potesse dopo un'ora e che potremmo fare. Gli amanti sua così è una storia che non può durare. Sembra una scusa che sa che nessuno può fare. Cansiamo insieme ma tutti innamorati, ma solo per metà. Ciamma potesse un'ora e che potremmo fare. Gli amanti sua così è una storia che non può durare. Sembra una scusa senza che nessuno può fare. Cansiamo insieme ma tutti innamorati, ma solo per metà. Grazie, grazie a tutti. E questo è il penultimo, giusto? O terzultimo brano che è uscito. Mi sono Il penultimo, il penultimo, è il penultimo. Ce ne sono ancora tanti, qui stiamo progettando cose belle, cose Ci sono- emozionanti che a noi piacciono. Direi quindi c'è in preparazione un nuovo brano. Questo te lo Certo. chiedo, guarda, te lo chiedo dopo mi racconti che cosa si sta progettando. Abbiamo tu sai, dei- qui siamo su TikTok, c'è il telefono? ce No. l'ho sparso in giro per il mondo. Lo prendiamo dopo. Allora, per prima tutto il chiamiamo- popolo di TikTok, stiamo uscendo ci sediamo oppure no? Sì. Un secondino, sono Sì. stanco. E poi prendiamo- Oggi sono stato ad allenarmi, ho fatto gambe soprattutto. Io oggi ho fatto bicipiti e tricipiti. Mamma mia. Allora, guarda Mamma qua mia. quanto so dura io. Sei dura? So dura, so piccolina, ma so tosta. So bella cicigna come si No, dice a veramente, Catania. sei dura. Lo sei so. dura. Complimenti, complimenti. Beh, Dire me lo che faccio metti- così, quindi se non ero dura era un problema, ecco. È una cosa, uno quando fa sacrifici e ottiene risultati vuol dire che sta facendo un buon lavoro. Esatto. Soprattutto. Ma poi queste sono cose che si fanno per se stessi in primis. Certo. Quindi se sono, Sono un amante dello sport. bravo, quindi se fanno male le gambe vuol dire che hai fatto un buon allenamento. Mamma mia, che male. ci sta. Io domani se ne parla. Va bene, va bene. Dove vai in palestra? Io vado in palestra dopo te lo dico. Dove me lo dici? Comunque, per tutto il popolo di TikTok, dico TikTok, anche Ma per tutti tutto i belli di il Bella. popolo che per i belli di Bella, va bene? Sì, E aspetta, Annuzza stiamo chiede facendo- come si chiamava la canzone Solo Pinora, ok? Che poi detta da me proprio, io ho un napoletano bellissimo. Bellissimo. quando- proprio Va bene, come hai detto Mary. Mary. Ecco. Giusto l'hai detto. E un brano di Inciuci.
Oh, Giuci che cosa sono? tutti sparuliamenti, tutti quelle... sparuliamenti, tutti giù, qui quanti- a Catania si chiamano... Giuci. Per tutte le persone che sono guttigare, no? Ecco. Per tutte le persone che su TikTok, ah guarda questo fa quello, ah, oggi c'è la diretta di quello, oggi c'è la diretta Di quell'altro. no? C'è quello che si litiga con quello, si quello litiga che con fa quello. con quello. Una tragedia. Quindi stai facendo questo brano? Sì, Oh, e devo quando... dire che è un bel brano, veramente. Già l'hai registrato? No, me lo sono comprato ieri. Ah, ok, quindi ancora è fresco fresco. Fresco, proprio freschissimo. Ah, hai capito, a breve verrà A fuori. breve uscirà. Grazie per il gobbo. Grazie. Noi non abbiamo bisogno del gobbo, ragazzi. Non ne abbiamo bisogno. C'è Ale Applausi. che pensa tu. Fate un applauso per Alessandro, vi prego. Voi non lo vedete di là, ma ha fatto una cosa bellissima. Grazie. Allora, a questo Adesso punto... volevo presentare un grandissimo amico mio che è venuto da Enna, e il figlio anche di un grande amico mio. È un grandissimo artista che oggi sta facendo tanto, si sta facendo sentire tanto. E vuol anche dire... lui ha preso la sua strada, ricollegandoci al discorso di prima, perché anche lui ha un suo stile. Infatti io subito mi sono affezionata per il suo modo, a parte che è un particolare, sì, vero? Io molto. gliel'ho detto pure io, glielo dico pure io sempre, a me distingue. piaci perché ti distingui. Assolutamente. È un artista che sta facendo tanto, è un artista che si sta sentendo tanto, soprattutto sicuramente lo conosco il popolo di Bella perché è stato qui anche un paio di volte. Si chiama Galen, lo facciamo entrare? Galen, Vieni ci qua, sei? Galen! Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Mamma mia, il gigante è buono lo chiamo, il gigante è buono. Anche io, svegliamo una cosa. Prima io arrivo in radio in ciabatte, sì. Ho uno stile tutto mio quando arrivo in radio. Ed ero praticamente così, l'ho guardato e io ho Devo detto, dire la "Cioè, verità, sì, anche io gliel'ho detto, mi sento un po' troppo grande. un po' troppo grande, io piccola piccola, come stai Galen? Tutto bene, voi? Noi molto bene. Si vede che stai bene. Sì, no. Si vede troppo bene, si vede. Tra l'altro Galen Sei molto in forma, sei molto in forma. Sì, sta devo dire, avendo un successo davvero molto grande. Io ho avuto il piacere di essere con lui ad agosto, siamo stati a Barra Franca, sì. Barra Franca, ecco, non mi sta venendo il nome, ha avuto un concerto tutto suo. Ci mettiamo in posizione foto, ragazzi, nel frattempo, scusate, 1, 2, 3. Di nuovo, ragazzi! Dicevo, ho avuto un concerto tutto suo a Barra Franca, è stato bellissimo, da pochissimo, giorno 7 ne ha avuto un altro proprio a casa, Poi il Villa giorno Rosa. 8, quello di Borgetto, in cui si può dire la verità, mi sono divertito tantissimo. Devo dire anche ancora grazie alle persone di Borgetto che mi hanno fatto sentire a casa mia. E vabbè, ma quando un artista canta bene e trasmette emozioni, succede questo. Sì, sì. Enzo lo sa Se non, pure. scusami, se non cantava bene non era qui. Oh, ecco. Comunque Lo devo adoro, dire tutte e due è molto sincero. eleganti stasera. Grazie, anche tu lo Molto sei. belle e Karen. molto eleganti. Anche tu lo sei. Senti, tra l'altro anche tu stai realizzando tantissimi brani? Sì, Ne è uscito uno anche da adesso poco? giorno 29, l'ultima uscita sarà il duetto con Alessandro Firello, che lo saluto. Lo salutiamo. Ciao Alessandro. Il 29 di settembre. Sì, e io il 29 atterrò a Liegi in Belgio e ho la serata. Ah, quindi ci sarà Bellissimo. l'uscita della la Sì, presentazione in Belgio di questa Sì, canzone. io adesso stasera vorrei cantare le ultime due uscite. Sì. Vorrei iniziare con la canzone che è nata per gioco. Che vedo? Qui vedo il remix. Perfetto. Quindi Enzo, noi lo lasciamo perché adesso le telecamere vanno sul nostro Galen. Vieni vicino a me. già voleva scappare. Stavo andando su TikTok. Stavo entrando su TikTok. Sì, voleva infilarsi in mezzo al pubblico di TikTok. Sì, voleva spulciare un pochettino. Hai capito? Sì. Prima abbiamo parlato della nuova canzone che è tutta di Già voleva ticchio, armeggiare. e quindi lui voleva andare a vedere quello che succedeva. E allora noi adesso ce lo ascoltiamo e gustiamo. Galen. Da chi
sul locale da già vista lontana, ti stivo mettendo il rossetto con calice in mano, mentre mi avvicinava poco a poco tu ballavi, e c'è capito che stasera mia tua diventava. Io ti ho portata via ed era appena luna, e din da niente se sono fatte subire tre. È successo così che siamo stati insieme a te, e spero che succeda una volta, baby. Io ti ho portata via ed era appena luna, e din da niente se sono fatte subire tre. È successo così che siamo stati insieme a te, e spero che succeda una volta, baby. Dimmi baby quanto sarai libera per me, dimmi solamente chiami me, dimmi che commetto dei serali, viaggi folli senza freni, mettiti vicino a me. Oh baby, oh baby, resta qui, questa scena l'ho vista nei film, il tuo corpo nudo che poi si scontra col mio, e quello che succede lo sa solo Dio. Resta qui, questa scena l'ho vista nei film, il tuo corpo nudo che poi si scontra col mio, e quello che succede lo sa solo Dio. Baby tu sei perfetta, voglio stare con te questa notte finché non vedo uscire l'alba, e facciamolo un'altra volta. Non dimmi mai basta, se inchiodo nella testa, non mettere il jeans e resta ancora qui. Baby ma come sei hot, tu mi stai mandando in shock, scappa via con me dai sali sul mio Porsche. Dammi un brivido dentro, se mi tocchi sai che mi accendo. Baby, io ti ho portata via ed era appena luna, e din da niente se sono fatte subire te. È successa così che siamo stati insieme a te, e spero che succeda una volta, baby. Resta qui, questa scena l'ho vista nei film, il tuo corpo nudo che poi si scontra col mio, e quello che succede lo sa solo Dio. Resta qui, questa scena l'ho vista nei film, il tuo corpo nudo che poi si scontra col mio, e quello che succede lo sa solo Dio. Scappiamo via, sali su Porsche, dai dai non dimmi di no, 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 no. Grazie, grazie mille. Allora, va bene, dai, ci sto, poi faccio i saluti. Questo è l'ultimo uscito. Tutto a metà, senza di te. Tutto a metà e sta vita scorre senza te. Tutto a metà, pure con te. Io non volevo tutte sti cose. Tu sei un viaggio che non durerà, sino alla lacrima asciutta a metà. Mille brividi tu mi sarai, senza stelle il cielo non ci sa sta. Non voglio amore senza te, non voglio nulla senza te, ma mi va bene ancora. Tra le mie stelle c'è sei tu, e non voglio nessuna più. Lo giuro, non voglio amore più da te, non voglio più niente perché sto male, non
il nostro Galen. Devo dire la verità, c'è caldo. Io sto bene. Stai sudando? No, io sto bene. Devo Vabbè, essere questa è anche sincera. sempre l'emozione. Quando vengo, dici sì, è da un po' di tempo, è già quasi un anno che vieni. È vero. C'è sempre l'emozione. Ma quella l'avrai sempre, Galen, a prescindere. Se non c'è l'emozione, allora è inutile che uno canta. Cantare, bravo. Senti, Comunque, tra l'altro io- prima hai parlato di Borghetto, scusami un attimo. Borgetto, Scusami. E c'è una ragazza che si chiama Vali che voleva... Ciao Valeria. Ecco. Valeria, Vali, Non lo so, sei stato fantastico a Borgetto, sei stato mitico, tu vali molto, bravissimo. Grazie mille Galen. Valeria, ti saluto e saluto tutto a Borgetto. E c'è anche Daniele Rapisarda che ti dice vai Galen. Ciao Daniele, salutami il piccolo Loris, tua moglie e tutta la tua famiglia. Un bacione. Un bacione perché grande. sono arrivati tanti messaggi. Adesso ringrazio Enzo, suo padre, cosa? lo zio. Ringrazio la famiglia di Enzo. Giovino del Fortino, seguitelo tutti che su Facebook ha una pagina Lo zio del nuovo fantastica. Futtino. Ecco. Non ce n'è pagine più forti di quelle sue. No, è il numero 1, ragazzi. Tino Condorelli. Se non lo Tino seguite è un Seguitelo, guaio. Pino Condorelli. Ecco. Saluto tutti coloro che sono in diretta su TikTok. Tantissimi. Saluto anche quelli su Facebook, tutti belli di bella. Bravo, ecco. La mia famiglia, mio padre, mia Un bacio madre, a tua i miei mamma, fratelli. grande, che adoro. I miei zii. Mi associo ai tuoi saluti e noi ti ringraziamo Galen e mi ringrazio voi, raccomando, ringrazio seguite Enzo. Galen. Io Ragazzi, Galen ti auguro sempre cose belle e La cosa è reciproca. 1000 giorni come quelli che hai passato al Borgetto. Tutte Io te quante ne tue auguro persone. altri 1000 a te come quelle che hai passato al teatro Metropolitana. Metropolitano. E io sarò né 1000 di uno e né 1000 dell'altro, me lo autotetico. Te ne me lo auguro Tutti quanti, autotetico. Dani Milanes. Comunque ringrazio ancora Sempre tutti, con noi. vi auguro una buona serata e buon divertimento. Bravo Galen, ti aspettiamo, grande complimenti sempre. Hai fatto una bellissima scelta per quanto riguarda l'ospite della serata, anche perché appunto Galen è davvero molto bravo, è giovanissimo, ha una particolarità nel suo modo di cantare, nel suo modo anche di farsi notare, no? Perché non è, come dire, quando è sul palco è abbastanza esuberante, È un mi piace bravissimo ragazzo, tantissimo. un bravissimo molto. ragazzo. Di si cuore, fa così volere come lo bene. vediamo. E io sinceramente la stavo facendo solo. La serata. Poi ci siamo sentiti con il padre, Con Vincenzo. con Galen stesso. Mi hanno invitato a Villa Rosa in un Dovevo evento esserci di anch'io. Galen. Giorno dove 7. Il 7 di settembre, è una serata che è stata il 7 di settembre. per lo più era il mio compleanno. Ho fatto il compleanno. Oh, non lo sapevo. e Auguri in sono ritardo. stato lì a Villa Rosa. Hai festeggiato con i fiocchi allora. Sì, sì. Bene. Da lì gli ho detto perché non vieni a fare 2 pezzi nella trasmissione che sto facendo su Bella Hai Radio. fatto bene, un bellissimo gesto. Senti, io voglio almeno altri 3 brani tuoi li dobbiamo fare prima che chiudiamo la serata, quindi Certo. velocemente andiamo a presentarne un altro. Quale andiamo a fare? Perché come stavo dicendo prima il lato artistico di Enzo è pieno di musica. Andate su YouTube, scrivete Enzo Termini e vi usciranno tutti i brani. Dopo tra l'altro daremo anche i contatti come raggiungerti per averti nelle serate, negli eventi, quindi daremo Facebook, Instagram, un po' tutti i vari social. Hai pensato a quale canzone fare? Quella che dici tu. Quella che dico io. Tu prima mi hai parlato del Possiamo primo. scegliere Tu mi hai altri parlato del primo brano, mi hai fatto ricordare i vecchi tempi. Non lo so se ce l'abbiamo. È proprio da come si presentò Enzo Termini. Non lo so se ce l'abbiamo. Trova l'intruso. Vai ormai, Ale, vai. Ormai vai. Chi è in radio non potrà mai capire, ma chi è in TV vi sveliamo l'arcano. Si è visto una testolina che passava così, capito? Ecco, il bello della diretta. Facciamo una cosa. Intanto facciamo. Prima ho parlato del maestro Giovanni, no? Oh. Di lui ho un brano che a me mi ha colpito sempre e oggi quando sento dei ragazzi che cantano dei brani suoi, li rimodernizzano, li fanno più con degli arrangiamenti diversi, cose. 2023, dai. 2023 2.0, anzi Ecco. diciamo 5.0. Esatto. E li fa, per me è un piacere. E adesso voglio far ascoltare un grande pezzo suo di Giovanni. Che è rifatto? L'hai No, rifatto? non è rifatto, Originale. ho preso, mi sono fatto regalare la base, ho Ma lui scoccato la è di base. cuore, Gianni è A così, Giovanni. è di cuore, è troppo fantastico. Gli mandiamo Ce ancora un l'abbiamo, no? bacione. Certo che ce l'abbiamo e siamo pronti anche a cantarla. Non vi sveliamo qual è però.
Già dalle prime note però la intuirete, perché le conosciamo tutte. Continuiamo con il nostro Enzo Te. Dedico a tutti gli innamorati. Prima te ho preso un sacco di cotte che al massimo un mese duravano. Erano storie banali che subito poi si cancellano. Non conoscevo le frasi d'amore nascoste nell'anima e non pensavo mai che stavo male anch'io. Come mi batte il cuore quando fai l'amore senza far rumore. Ti manca poi il respiro, muori di piacere, ma son solo attimi. Come mi piace restringerti a me, vorrei restare la notte con te. E per non far l'amore con le tue parole quasi indecifrabili, ho voglia di gridare, di spaccare il mare, ma son solo attimi. Se fatto tardi troppo si va via, e con me già sta malogoria. Sto troppo male, si trova mai, sto troppo male. Senza me, quando cammini ti prego non farti guardare dei mascoli. Solo pensiero che voglio succede fa malin dall'anima. Tu sei qualcosa di molto speciale, lo so, faccio ridere. Mi sembra una pazzia, ma è solo gelosia. Come mi batte il cuore quando fai l'amore senza far rumore. Ti manca poi il respiro, muori di piacere, ma son solo attimi. Come mi piace restringerti a me, vorrei restare la notte con te. È bello far l'amore con le tue parole quasi indecifrabili. Ho voglia di gridare, di spaccare il mare, ma son solo attimi. Se è fatto tardi troppo si va via, e quando me già sta malogoria. Poesia. Una bellissima poesia. Un'altra poesia. Perché hai scelto proprio questa? Perché è un brano che a me emoziona tanto e mi fa riflettere tanto sull'amore, che secondo me in questa vita cosa è più importante dell'amore Non c'è. non c'è. È vero. L'amore è tutto, l'amore è quello che ti fa battere il cuore, l'amore è quello che ti fa sognare, pensare, e ha dei momenti molto intensi che a volte non si possono descrivere, no? Non li puoi descrivere. Quel batticuore quando a volte ti trovi accanto ad una persona che Speciale. solo con lo sguardo Ti riesci a ti capire? riesce a capire, a capire quello che La cosa vuoi. più difficile, la complicità, quella è. Tra l'altro questa canzone c'era Ilaria che la voleva dedicare al suo Antonio con un grandissimo ti amo e noi gliela dedichiamo Tutto quanto è per te, Antonio, dalla tua Ilaria. con un ti amo grande. Allora, abbiamo altri due brani, li facciamo, ci arriviamo, non mi interessa. Quindi subito, senza fermarti, visto che abbiamo preso questa scia romantica, quale possiamo fare tra tutti i brani romantici? Però lo facciamo più ritmatico. Dai. Andiamo su Taccia Conquistà. Dai che mi piace, questa è bella. Taggio Conquistà, si continua con il nostro Enzo.
te vedo riga suriona, non capisci niente, proprio mille sensazioni. Sei fuori da normale, che bomba micidiale, mi ha stregato e voglio solo te. Dammi un'occasione, gridami, faccio ogni cosa. Forse non lo sai che sono chiamato, ma ne roso. E trovo bigliettini, quasi tutte le mattine. Oggi per capo e voglio te. Tu mi fai sbattere sto cuore e non si può fermare. Ti vengo sento un'esplosione, ma che ci posso fare? Siete so pazzo innamorato e non ne voglio nato, voglio solo tanto a te. Guarda sempre tutte le storie, ti seguo su Instagram, tu sai più bello del coglione e l'hai capito già, la punteggia per sta ragione, si tu che il loro coro e tazza conquistare. Ti giuro che questo cuore non voglio pazziare, dammi la che è sta occasione, non ti mostrerà, farò di te una regina ed io sarò le tue re. Orma pure l'aria che tu sfiori su gelosa, passare il tuo vico per se tu stai a casa, ma che ci posso fare? Non me lo so spiegare, chi lo sente ma tu stai con me. Tu mi fai sbattere sto cuore e non si può fermare, ti vengo sento un'esplosione, ma che ci posso fare? Siete so pazzo innamorato e non ne voglio nato, voglio solo tanto a te. Guarda sempre tutte le storie, ti seguo su Instagram, tu sai più bello del coglione e l'hai capito già, la punteggia per sta ragione, si tu che il loro coro e tazza conquistare. Ti giuro che questo cuore non voglio pazziare, dammi la che è sta occasione, non ti mostrerà, farò di te una regina ed io sarò le tue re. Tu sai più bello del coglione e l'hai capito già, la punteggia per sta ragione, si tu che il loro coro e tazza conquistare. Ti giuro che questo cuore non voglio pazziare, dammi la che è sta occasione, potrò dimostrare, farò di te una regina ed io sarò il tuo re. Bravo Enzo, bravo. Grazie a tutti, grazie. Questa la dedichiamo da parte di Gaspare per la sua Samantha, se non vado errato. Dovrebbe essere così. Quindi qua, stasera ragazzi, le dediche d'amore non sono mancate. Ma non sono mancate. Di solito le dediche noi le facciamo per tutto il popolo di Prato. Stasera me ne sono beccate Enzo pure Termine, io. ti sei beccate tante Hai dediche pure tu, hai visto? visto? Vedi, me ne sono Ma perché beccate- mi sono fatto il conto, ho detto A me ma mai qui nessuno. arrivano tutte quante le dediche per le persone che ascoltano Bella TV. Ma perché nessuno fa una dedica a Mary Milani? Fate un applauso Perché a si Enzo triplo, grazie. Triplo e quadruplo. Stasera me ne sono bastate fino a quando mi devono bastare. queste. Ma credimi, da fratello, credimi perché tantissimi ti vorrebbero fare delle dediche perché sei una bellissima ragazza e lo sanno pure tutto il popolo di Bella TV. Grazie. Solo che non lo fanno perché per me si vergognano, Sì. perché sono timidi. Ma sì, nel 2023 la vergogna. Io lo faccio con tutta semplicità. Lo so, niente- noi ci conosciamo da una vita con Beh, Enzo, infatti, quindi possiamo niente malizia, anche, niente, perché per me è possiamo una sorella giocare. più grande. Vero. Adesso non Mary. svelare la mia età però, che qua la mia età non la sa nessuno. Una sorella più piccola. Bravo, così mi piace. Ecco, grazie. Togliamo un po' di anni, un po'. Io a questo punto purtroppo siamo arrivati al termine, abbiamo l'ultimo brano, giusto? E dalla regia stanno già scegliendo il brano. Sì. Quindi adesso andiamo a chiudere proprio con l'ultimo brano. Però i saluti li facciamo adesso. Aspetta un secondo, Ecco. scusatemi, se posso. Sì, no, beh, Ho un paio di serate da certo. comunicare, posso? Sì, vai. Mi sono portato i bigliettini.
Guarda qui, c'è la lista, abbiamo il pezzino delle serate. Perché sono contentissimo noi che ho questi eventi. Ecco. Perché tu sai, diciamo, noi veniamo dal niente come tanti altri artisti e se abbiamo un po' di lavoro per me è sempre una cosa bella, no? Ricordiamo le pagine come seguirti dove possono vedere anche quelli che sono spezzoni delle varie serate e tutto il resto. Allora, Facebook, prima delle serate, Facebook. Infatti, su Facebook Enzo Termini. Su Instagram. Enzo Termini Official. Su TikTok. Enzo Termini Real. Scusa, Ricky Goppo Enzo Termini Official Real. Ce l'abbiamo per tutti i sapori e per tutti i gusti. Quindi seguite Enzo e in questo modo. Perché ho visto su TikTok prima che mi iscrivevo che c'erano delle fanpage, no? Ah, ok. Perciò ho detto Enzo Termini Real. Bello. Vedi, Seguite Enzo anche perché in tantissimi tra l'altro stanno condividendo l'ultimo suono uscito, la canzone proprio La Principessa. Tu non lo vuoi fare, vero? Io ancora Campocavallo che l'erba. Ah, vero, che non porta bene. Esatto. Non porta bene. Vabbè, questi Però sono se un giorno succederà ti chiamerò. facciamo il TikTok. Ok, chissà quando. Allora, abbiamo le serate da comunicare, tra l'altro, di questo mese non solo, ovviamente non elenchiamo tutte, elenchiamo quelle più vicine. Qui, questa qui, veloce. 15 siamo a Catania, inaugurazione di via Amba Lagacci Cicco. È vero, c'è scritto così, via Barocci Cicco. Ve lo giuro, chi l'ha scritto? Ale? Penso che lo scrittore E Ale. E via comunque, Amba inaugurazione Alaghi. di Comunque c'è un'inaugurazione il numero 15 di 2 settembre. via Amba Alag numero 2. No, è via Amba Alaga. Com'è? Via Amba? Va bene, comunque Ok. giorno Poi 15 a Catania c'è 18. questa inaugurazione. È vicina all'entrata della Villa Bennini del lato del grattacielo, però. Ecco, così se non mi l'abbiamo sbaglio. capito. Giorno 18 Saremo- abbiamo una serenata a Catania. Giorno 19 siamo Il 18 sarà una serenata, tra l'altro, e questa è una cosa molto bella. una bella serenata aperta a tutti quanti. Il pubblico che vuole Ok, il andarci. giorno 19 saremo al Palaghiaccio. Con Marco Calone, ci sarò anch'io, quindi vi aspettiamo. Sono rimasti gli ultimi biglietti, un prezzo irrisorio, davvero piccolissimo, c'è anche la pubblicità in radio, 12 euro, niente di niente. Ma bellissimo questo spettacolo, sai? Esatto, il 21 sarai Giorno a Messina. 21 sarò a Messina in un evento privato. Giorno 23 saremo a Randazzo. Per tutti gli amici di Randazzo non mancate. Una serata di piazza. Una serata di piazza bellissimo. sarà a Randazzo. Sicuramente già lo sanno chi è di Randazzo perché ci sono stati dei manifesti, delle cose. Giorno 27 Ci sarà un altro evento privato Cata Agrigento e tantissime altre serate. Tante altre serate. Queste sono quelle del mese di settembre. Queste come sono ho detto quelle di prima, settembre, certo. Abbiamo detto quelle più imminenti, quindi insomma se siete anche delle parti tra le serenate Agrigento potete andare a vedere e ascoltare live il nostro Enzo. Oggi è giovedì, questo significa che la replica di questa bellissima puntata sarà lunedì sera e lunedì sera andremo in diretta in prima serata alle ore 21, quindi alle ore 21 potrete vedere la replica. Da domani la puntata sarà caricata anche sul canale YouTube di Bella, quindi basta andare su YouTube, scrivere Bella TV, andare sulla cartella di Enzo Napoli e sì, Enzo Termini, stavo pensando a Napoli, non mi chiedete perché, di Enzo Termini, e potrete vedere la puntata in replica. Ok? Enzo, noi purtroppo abbiamo finito. Sì, dobbiamo chiudere con il mio brano preferito, quello che volevo fare TikTok con te. Ok, chissà quando Enzo lo faremo per sto TikTok. Diamo la buona Ma tu non ce la serata. fai a riempirti il diaframma? Così. Finta. Aspetta, No, vado bene così? Ah, vado Perfettissimo. bene, mi spingo in avanti. veramente. Facciamo Meglio di un me. saluto a tutti i belli di Bella. Mi raccomando, seguite Enzo Termini perché le emozioni saranno tante. Voglio salutare prima che chiudiamo e voglio ringraziare a Sonny per quello che ha Fate fatto. l'applauso forte. Fortissimo, proprio. Ok, c'è bastato? Ok. Allo zio Franco, saluto a Tino Condorelli, a tutte le persone che ci seguono, Vincenzo, Galen, Alessandro, a tutto il popolo di Bella TV, Franco Nobile, mando un grosso bacio e a Rocco Lanza, persone che a me mi stanno seguendo e mi stanno regalando tante emozioni. Un bacione a tutti, noi speriamo che vi siete emozionati, seguite Enzo e ci vediamo alla prossima. A tutti i belli di Bella, buonanotte, grazie, grande Enzo.
Quanta gente so presente che stasera l'emozione è forte, non si può fermare. I che sto chiamando non si crede ancora, che tra pochi mesi poi sarò papà. Non sembra vero, come l'hanno desiderato, lo sapevo solamente di. Sarà la principessa di papà, oppure principe mamma, chi studiatore che verrà. Sarà tutta la forza dentro noi, quando la vita a volte ci regala dei momenti no. Sarà la principessa di papà, oppure principe mamma, sarà tutta vita mia. Sarà l'amore che ho per te, che sento forte dentro me e mi fa piangere felicità, tra pochi mesi nascerà. Sento come sbatto forte che sto cuore, sto sudando in mano sulla pensare. Quando notte foto non ammiro rumore, parlando spesso di chi poi somiglierà. Io sono pronto già, se tu sei pronto buono pure a cominciare. Sarà la principessa di papà, oppure principe mamma, chi studiatore che verrà. Sarà tutta la forza dentro noi, quando la vita a volte ci regala dei momenti no. Sarà la principessa di papà, oppure principe mamma, sarà tutta vita mia. Sarà l'amore che ho per te, che sento forte dentro me e mi fa piangere felicità, tra pochi mesi nascerà. Sarà la principessa di papà, oppure principe mamma, sarà tutta vita mia. Sarà l'amore che ho per te, che sento forte dentro me e mi fa piangere felicità, tra pochi mesi nascerà.